Come si comporta una sirena esterna autoalimentata se le viene tagliato il cavo? Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come ho detto poco fa, in questo video vorrei fare una dimostrazione pratica del comportamento della sirena esterna autoalimentata qualora le venisse tagliato il cavo. Perché? Perché ne abbiamo solo parlato. Finora ho fatto delle chiacchiere in merito a questo tipo di comportamento, cioè ti ho detto come funziona in teoria, ma non ti ho mai mostrato effettivamente se quello che dico corrisponde alla realtà. E allora lo vediamo oggi. Ho preparato dietro di me una sirena esterna autoalimentata. Attualmente c'è la batteria a bordo. Per non dover tagliare il cavo mentre registro, ho simulato questo particolare connettore che ora andiamo a vedere. Ecco la mia sirena esterna autoalimentata, c'è la batteria a bordo, c'è il cavo di collegamento che, come dicevo, ho preparato con questa particolare connessione per poter dimostrare il taglio senza doverlo tagliare fisicamente. Ma allora andiamo a tagliare il nostro cavo e a vedere come si comporta la nostra sirena. Via! Ecco, questo è il comportamento normale di una sirena esterna autoalimentata in buone condizioni di manutenzione, ovvero con la sua batteria funzionante. Il cavo viene tagliato, la sirena inizia a suonare. Ovviamente dall'altra parte avremo una centrale che si accorge del taglio del cavo, ovvero della manomissione della sirena, e invierà le telefonate. Quindi non credere a tutto ciò che ti viene detto, non credere a quelli che dicono che basta tagliare il cavo per mettere fuori uso l'impianto d'allarme, per mettere fuori uso la sirena, perché non è assolutamente così e te l'ho appena dimostrato. Ma in questo video vorrei rispondere anche ad un'altra domanda, ovvero a quella domanda che molti si pongono e che forse ti sei posto anche tu, ovvero: posso mettere la batteria della sirena in casa anziché nella sirena? Perché dovrei fare una cosa del genere? Lo ignoro, ma potresti avere la sirena installata troppo in alto, quindi ogni volta il tecnico ti chiede un sacco di soldi perché la scala o addirittura il cestello eccetera. Quindi qualcuno ti ha suggerito di mettere la batteria in casa, che tanto per la sirena non cambia nulla. Qualcuno ha scritto: funziona benissimo, ed è vero, ma andiamo a vedere che cosa succede se quella sirena, pur funzionante, le venisse tagliato il cavo. Eccoci quindi, che cosa ho fatto? Ho bypassato la batteria, ho quindi portato la batteria della sirena all'esterno della sirena, ma è come se ci fosse, quindi la sirena di fatto sta funzionando. E per dimostrartelo tolgo questa connessione, che è quella che di fatto fa partire la sirena. Vediamo un po' se è vero quello che ti sto dicendo. Bene, la nostra sirena esterna autoalimentata funziona anche senza batteria al suo interno, perché è alimentata con la batteria in un altro posto. Ma andiamo a vedere che cosa succede se viene strappata e quindi se le viene tagliato il cavo. Stessa operazione di prima, né più né meno.
la nostra sirena smette completamente di funzionare. Perché? Perché non le arriva più alcuna alimentazione. La sirena esterna deve funzionare con la sua batteria proprio per poter funzionare anche in caso di taglio del cavo. E se questo non fosse vero, il produttore della sirena non avrebbe previsto una batteria al suo interno, avrebbe semplicemente previsto un collegamento con 2 fili in più dalla centrale alla sirena e non sarebbe stato indispensabile montare una batteria al suo interno. Al produttore della sirena cambia veramente poco, perché tutti i produttori di sirene autoalimentate al mondo hanno previsto la batteria all'interno della sirena? Beh, è semplice, perché deve suonare anche qualora venisse tagliato il cavo, e spero di avertelo dimostrato in modo corretto in questo video. Spero di averti dato uno spunto sul quale riflettere anche con questo video. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!